cui sono molti anni che si paventano delle cose, delle disgrazie sull'ospedale di San Daniele, dei declassamenti, delle chiusure, cose che nei fatti sono sempre state smentite. Anzi, la Regione ha sempre più investito sull'ospedale di San Daniele in professionalità. Abbiamo un'eccellenza proprio dal punto di vista delle risorse umane presenti all'interno dell'ospedale, con tanti problemi che ovviamente ci sono e che attanagliano la sanità, e poi è stato investito molto anche in termini di infrastrutture e di tecnologia. Anche la popolazione, quindi con la generosità di persone semplici e magari anche di qualche imprenditore più importante, ha portato a San Daniele diverse tecnologie proprio per ringraziare del ruolo che il nostro ospedale svolge sul territorio di San Daniele e del San Danielese, ma che si spinge poi ad accogliere anche una buona parte del Codruipese, anche da altre parti della regione, utenti che arrivano nel nostro ospedale. Ecco, tutte notizie, quelle quando si parla di chiusure, di declassamento, sono tutte notizie prive di fondamento.